Io devo essere contento prima del regista, non posso tradire la mia musica, disse così dopo che gli consacrarono una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Torna stasera e domani in arena il compositore italiano che zittisce ogni concorrenza, l'attento artista di mosaici musicali perfetti. Sarà una 2 giorni dal retrogusto amaro perché Ennio Morricone l'ha ripetuto a più riprese che questa volta sarà un addio. Da Piazza Bra celebrerà e forse chiuderà i suoi 60 anni di una carriera dai lineamenti straordinari. Non ha avuto requie la sua vita artistica dopo l'uscita nel 64 della trilogia del Dollaro di Sergio Leone. Amato e conteso da produttori e registi, ha firmato successi senza tempo scrivendo pagine innovative della storia della musica per cinema. Portano il suo genio un centinaio di opere di musica contemporanea e le oltre 500 indimenticabili colonne sonore che hanno dato sostanza a film come C'era una volta il West, C'era una volta in America per un pugno di dollari, The Hateful Eight e il relativo premio Oscar. Acclamatissimo da critica e pubblico, il suo tour sosterrà a Verona per poi terminare a dicembre a Bologna e a Milano, un evento di grande richiamo che chiede e pretende una sicurezza all'altezza, oltre ad una normalità sempre più blindata, già predisposte le misure straordinarie relative a controllo e filtraggio del pubblico. Stasera saranno infatti almeno 120 gli steward che vigileranno sulla sicurezza degli spettatori muniti di metal detector. Intanto residenti e commercianti iniziano a prendere confidenza con quelle barriere in cemento che resteranno per molto tempo. Agli studenti d'arte il compito nelle prossime settimane di alleggerire con i colori la presenza ormai necessaria e permanente dei New Jersey.